ci pensa, signor Zito Lovumbo, all'ultimo secondo, perché non meritavamo in nessuna maniera questa sconfitta. Perché un Cagliari che la sua partita l'ha fatta, abbiamo giocato alti, siamo andati a pressare bene alto il Napoli e la sconfitta ci sarà troppo stretta. Come forse per alcuni aspetti ci siamo stretti anche il pareggio, perché il Cagliari ha giocato un grandissimo primo tempo, 4-4-2 Ranieri, andiamo a prenderli alti, dico finalmente si vede un pressing alto che non fa ragionare il Napoli. Infatti l'unico pericolo alla porta di sconfetta è un tiro da fuori di Raspadori. Troviamo anche il vantaggio, direi più che meritato, annullato perché nell'autogol di Rachmani c'è la Padula che va a disturbare Rachmani e la Padula parte in posizione di offside. Il primo tempo 0-0, ma c'è la consapevolezza che questa partita si può far nostra. Ripeto, il Napoli non ha fatto una grandissima partita ed è stato bravo il Cagliari e Ranieri ad averla preparata nel migliore dei modi. Il secondo tempo è la stessa cosa, proviamo a attaccare ma non riusciamo a trovare il gol del vantaggio. Ci sono i cambi e sui cambi avrei qualcosa da ridire perché non sono tantissimo d'accordo. Ranieri toglie Gaetanio. Personalmente ragazzi Gaetanio non lo toglierei mai. Si è visto poco, ma le poche volte che si è visto, sprazzi di fuori classe, grande classe, sapeva sempre dove mettere il pallone. Personalmente non avrei mai fatto entrare Zappa, avrei provato a cercare forse di vincerla, mettendo Gaetanio al posto dell'infortunato Jankto, quindi retrocedendo Gaetanio e inserendo Viola. Una squadra un pochettino più devota all'attacco, ma per come si stava mettendo la partita, Gaetanio quel ruolo lo sa fare e forse si poteva fare qualcosina in più. Ranieri non la vede così, mette Zappa sulla fascia e al posto di Gaetanio staffetta con Viola. Ripeto, Gaetanio, per quello che va a vedere in campo, non l'avrei tolto per nessuna ragione al mondo. Subito dopo Augello si addormenta e prendiamo il gol con Osimhen. Raspadori mette questo pallone in mezzo, Osimhen è letale. Da quel momento la partita cambia, gol a parer mio regalato di Augello che si è letteralmente addormentato, non possiamo forse la prima disattenzione difensiva. Il Cagliari non ci sta, proviamo ad attaccare, attaccando rischiamo di prendere anche il 2-0 del Napoli, Scuffetta è bravo in alcune circostanze e poi nel finale ragazzi, Zito Lovumbo, perché non poteva finire così. Forse un pareggio giusto, ma forse anche che ci sta un pochino stretto per quello che si è fatto vedere in campo. Insomma ragazzi, fatemi sapere il vostro punto di vista nei commenti, cosa ne pensate, lasciate un like al video. Che dirvi, un punto importantissimo in chiave salvezza visto i risultati delle dirette concorrenti. Ricordatevi, se siete tifosi del Cagliari, di seguirmi.